Spettacolando qui all'Anchicinema un concorso per giovani talenti e facciamo una chiacchierata con Valeria Pinto, pittrice, artista poliedrica, quanto è importante per i giovani mettersi in discussione con il teatro. È molto importante, parlo sia da attrice che da regista anche, e dare soprattutto una opportunità importante per poter concretizzare i propri sogni nell'ambito artistico, che non deve essere solo un sogno, ma un futuro da realizzare concretamente. E quindi ben vengano queste occasioni per dare a questi giovani delle speranze, per vedere realizzati i propri obiettivi, non solo in qualunque campo lavorativo, ma nel campo artistico ancora di più. Quindi evviva Spettacolando! E tra l'altro questa storia parla di un college americano, ma è vero che in America hanno una marcia in più dal punto di vista dell'arte oppure no? Forse un tempo sì. Nel campo del teatro e del cinema la scuola americana aveva e ci ha dato anche delle basi e degli esempi molto importanti con per esempio la scuola di Strindberg, pensiamo ad attori come Al Pacino o Robert De Niro, Meryl Streep, che si sono formati in quel tipo di scuola. Oggi all'Actor Studio per esempio, ma molti di loro venivano dal teatro, quindi già bisogna dire che un attore con formazione teatrale quando fa cinema vale il doppio. Da noi invece però dobbiamo dire che la scuola inglese, francese e la nostra degli anni 60, diciamo, quella precedente, anche noi abbiamo una bella scuola perché poi abbiamo la tradizione classica della recitazione che viene dall'antica Grecia. Quindi Non ci facciamo mancare nulla. assolutamente. Ok, grazie di essere stata con noi. Adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Un saluto, in bocca al lupo e siate forti. Oggi qui a Spettacolando un importante riconoscimento per quanto riguarda la formazione d'eccellenza all'Istituto Preziosissimo Sangue. Noi vogliamo chiederle ma qual è il segreto per fare formazione oggi? Posso solo dire grazie, no, per questo riconoscimento perché sicuramente la formazione è uno dei pilastri più importanti del nostro istituto, del nostro percorso educativo. Il segreto è quello nel saper guardare con la verità dello sguardo i nostri ragazzi, i nostri piccoli e scoprire in loro tutti quei talenti, tutte quelle opportunità che la vita, se incanalati bene, possono fiorire, possono dare adeguati frutti. E adesso un consiglio per i giovani della Gen Z. Questa è una manifestazione dedicata alla generazione Z. Che cosa consiglia un ragazzo di oggi? Beh, un ragazzo di oggi di poter vivere fino in fondo, anzi fino in cima alla propria vita, alla propria esperienza, perché dalle alte vette, guardando dall'alto, è possibile allargare lo sguardo e scoprire che è possibile vivere pienamente la propria esistenza. Grazie mille di essere stata con noi. Adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Saluto tutti voi, pubblico di Dietro le Quinte, e vi ringrazio perché ci date la possibilità non solo di essere riconosciuti come eccellenza ma anche di essere visti. Spettacolando, ecco la giuria dei giovani dei Salesiani, un'emozione particolare, questa sera assegnano il premio all'attore emergente Gen Z. Che cosa si prova? È interessante stare dall'altro lato, no? Di solito si vede la giuria decidere su cose su cui non si può tanto dire. È bello che i nostri ragazzi, che i nostri animatori possano sentirsi un po' anche partecipi di questa macchina che è il teatro, così importante sappiamo per l'educazione, così importante per la cultura dei giovani di oggi e di sempre. Un consiglio da dare ai giovani della Gen Z? Di investire nei propri sogni, oggi proprio durante le attività parlavamo di questo, di credere nei propri sogni e di investire le forze, l'impegno, tutto quello che è possibile perché i propri sogni possano diventare realtà. Grazie mille di essere stato con noi. Adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Buona serata, un saluto al pubblico di Dietro le Quinte dai Salesiani del Redentore di Bari in questa serata particolare.
Teatro Team, Rocky il Musical, una grande produzione di Fabrizio Di Fiore, regia Luciano Cannito. Siamo qui con i protagonisti. Raccontateci come avete lavorato su questi personaggi, perché tutti ricordano questo Rocky cinematografico, ma il quid, cioè il quid in più del profumo di palcoscenico, che cosa implica? Portare un film che è entrato nella storia del cinema sul palco non è stata una cosa facile, però già avevano fatto gran parte del lavoro Sylvester Stallone con i suoi collaboratori nel scrivere anche questo script, e noi, guidati dal maestro Cannito in questa produzione appunto di Fabrizio Di Fiore, ce l'abbiamo messa tutta per rispettare soprattutto questo cult assoluto, per rispettare dei personaggi che sono entrati insomma, nelle case di tantissimi, di quasi tutti. Rocky, che cosa hai in comune con questo personaggio? C'è qualche cosa di te? Sì, cerco di portare molto di me, perché avvicinarsi a Stallone è impossibile, quindi l'unica soluzione era portare Pierpaolo da Maratea, come lui arriva da Filadelfia. Diciamo, entrambi veniamo da due realtà molto piccole, umili, quindi già questo è un elemento che ci accomuna, e poi ecco, questa voglia di riscatto, questa resilienza, diciamo, sono elementi che fanno parte anche di me. Allora, facci un po' da cicerone, presentaci tu l'altra parte del cast, Yes. che è fondamentale, perché sennò lo spettacolo non funziona. Quando c'è un bel gruppo, un bel cast, è tutto un successo. Gloria, Laura Di Mauro. La proprietaria del negozio di animali, nonché anche la fidanzata di Poli. La scena più difficile da interpretare qual è stata? È la scena che ogni sera emoziona la platea. Tutte le sere e tutte le scene emozionano. La difficoltà per me è stata che non avevo nessun riferimento nel film, perché questa Gloria appare un piccolo fotogramma di spalle, manda a quel paese Rocky di spalle e poi non si sviluppa. Invece Sylvester Stallone in America, quando ha voluto scrivere, ha voluto fortemente questo musical, ha ampliato il personaggio di Gloria, che diventa la migliore amica, la sua datrice di lavoro, perché è la padrona del negozio d'animali dove lavora Adriana, ma è anche la sua più cara amica, alla quale vuole molto bene e cerca di spronarla anche nell'innamorarsi e nel cedere alle lusinghe di questo bel ragazzo. E quindi insomma ti sei inventata un po' questo personaggio. Esattamente, esattamente. Quindi questo è il bello del palcoscenico, che ci sono... Questa è la meraviglia del palcoscenico e della scrittura per un musical, dove si alternano momenti importanti, profondi, di sentimento, con momenti di grande leggerezza e di musical. Sì. Sono Simone Pieroni, che interpreta il ruolo di Miles Jergens, procuratore di Apollo Creed. Lui fa fishing, cioè lui è un pescatore, nella misura in cui si trova una macchina già organizzata ma manca il coprotagonista, e quindi l'incontro che ha con Rocky farà di tutto per fargli accettare l'incontro. Io sono Matteo Micheli e faccio Polipennino, ovvero fare Bart Young. Non è stato per niente facile, però per fortuna, come diceva anche Laura, il musical è scritto veramente bene, per cui invece di scontrarti con quelle che sono delle icone, in realtà ti incontri con un mondo, cerchi di riportarlo al pubblico e sei anche supportato, nel caso mio, da questi colleghi meravigliosi. Qual è stata la scena più difficile da interpretare? Sono Giancarlo Teodoro, poi arrivo a rispondere alla tua domanda. Interpreto il ruolo di Mickey Goldman. Difficile un po' tutto, perché sono stato proiettato in un mondo che non conoscevo, quello della box. Siamo stati aiutati nel training da il campione europeo dei pesi welter, se non sbaglio, campione italiano. E quanto tempo ci avete messo per realizzare? Durante l'allestimento abbiamo fatto un mese di prove, però io ho cominciato con le Olimpiadi a vedermi gli incontri di box. Per essere credibile, quanto è per essere credibile, ma anche nella credibili? gestualità bordo ring, perché Certo. per essere veri assolutamente. Io faccio un 76enne, ne ho 60, ma diciamo trovo quelle nostalgie, quelle inquietudini, anche delle speranze disattese, perché io non sono diventato un grande campione, le proietto in Rocky e ovviamente attingo al mio vissuto. Che cosa c'è in comune Ora ti passo il e microfono. che cosa c'è invece di diverso in questo personaggio? Tu perché hai accettato? Com'è andata? Vi ha fatto una telefonata, Cannito? Avete fatto un provino? Perché hai accettato questo ruolo? Il maestro Cannito mi ha chiamata per fare l'audizione sul ruolo di Adriana
Io ero un po' scaramantica, quindi non gli ho detto niente, non gli ho detto che sono una grandissima fan di Rocky e che l'avrò visto almeno 750 miliardi di volte, e quindi poi abbiamo fatto questa audizione. Prima Che cosa ti preoccupava? Magari così quando hai avuto la chiamata hai subito pensato a quale scena in particolar modo? E non lo so, e non conoscevo il musical perché è la prima volta che arriva il musical in Italia. Avevo sentito parlare del fatto che che Sylvester Stallone aveva creato una versione con dei collaboratori teatrali di Rocky, della storia di Rocky Balboa, ma non l'avevo mai visto, non conoscevo niente, non conoscevo davvero nulla. Credo di avere, come a qualcuno di noi già accennato, qualcosa in comune un po' con il carattere, un po' con la personalità di Adriana. Sicuramente non tutto, ma ci sono sicuramente delle particolarità che ci accomunano, e niente, ho fatto questa audizione sperando di dare il meglio possibile, pur sapendo che questi sono personaggi non certo facili a cui accostarsi. Poi è passato molto tempo dopo quell'audizione, quindi io non pensavo di essere stata presa, perché non ho più sentito nessuno, ma per settimane, ma è successo per settimane e settimane. Nel mentre mi ero fatta bionda e invece poi un giorno mi hanno chiamato, mi hanno detto no, guarda che veramente... E quindi sono ritornata, abbiamo fatto il provino. Raccontaci invece a te com'è andata. Sono stato contattato dal maestro Cannito, ci siamo visti, abbiamo fatto varie prove, e il bello è che poi bisogna fare un video provino da mandare in America, dove poi Stallone avrebbe dovuto accettare. Qui c'è stata un'agonia Qui c'è un po' di tensione, di un mese però. e mezzo, 2, perché non hanno risposto subito. Non hanno risposto per un mese e mezzo, 2? Esatto, e quindi io ero un quarto di Rocky, piano piano sono diventato mezzo Rocky, e poi quando è arrivata la mail ero un Rocky intero. E quindi ero, Invece insomma, con Cannito qual è stata la scena più difficile da interpretare? Magari la scena alla quale avete lavorato un po' di più. Beh, sicuramente la scena finale dove c'è il montaggio di tutto il match contro Apollo, perché è tutto coreografato, tutto su musica, quindi non è stato semplice, quindi qualche scazzottata vera ce la siamo data per far sembrare vero appunto il match. E poi c'è le musiche finali con l'arrivo di Adriana dalla platea che sale sul ring urlando Rocky e io urlando Adriana. Quindi questo trionfo musicale lì, insomma. Un dietro le quinte, ci raccontate un dietro le quinte? Noi siamo dietro le quinte. Un dietro le quinte che è successo magari quando c'è stato qualche equivoco, magari oppure un'improvvisata. Vi è capitato che magari di improvvisare alcune parti perché qualcuno non ha detto la battuta giusta, oppure c'era un oggetto di scena che magari non c'era al momento? No, che vabbè, crolla... in teatro succede di tutto di più. Spesso che ci possono essere degli spostamenti, delle scene che non si aprono immediatamente, dei cambiescena, ma è normale perché il teatro si fa, è della bellezza del teatro perché avviene tutto dal vivo, qui e ora, e tutti siamo esseri umani, quindi possiamo sbagliare, quindi la fortuna di poter ovviare anche se manca un oggetto di attrezzeria. La compagnia è quello io l'ho che avuta ha perché più capacità di improvvisazione, chi è quello che risolve il problema? Tutti. Pierpaolo Pretelli. Pierpaolo. Sì. una volta mancava una cosa fondamentale, la voce, quindi lì non è che mancava un pezzo, mancava proprio la voce. E lì ha dimostrato grande capacità interpretativa e veramente. Grazie mille per essere stati con noi. Adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Un saluto a tutti quanti, grazie Dietro le Quinte. Ciao. Ciao, vi aspettiamo a Bologna e a Napoli. Ciao. Ciao a tutti, venite a teatro perché verrete a vedere bellezza, divertimento e a sognare e a ritrovare anche un po' un pezzettino di voi stessi. Rocky. E sono contento di tornare a Bari dopo tanti anni, perché dopo spettacolo qui a Bari abbiamo sempre mangiato molto bene. Ci vediamo a teatro, ci contiamo. Ribadisco e sottoscrivo quello che hanno detto i miei meravigliosi colleghi. Ciao a Bologna e anche a Napoli per la chiusura della nostra tournée.